Allora, caro il nostro ristoratore imprenditore, che cos'altro bisogna fare? Quindi non solo imparare a essere bravi chef, saper scegliere gli ingredienti, propinare la stagionalità, diciamolo propinarlo perché a questo punto è questa, ma Ma comunicare. bisogna comunicare. La comunicazione è una cosa fondamentale ormai, perché al ristorante non si va più solo ed esclusivamente per mangiare. Vabbè, calcola che magari a pranzo si va per mangiare perché allora mangi e vai al Vabbè, lavoro lì è subito. sussistenza, Però sopravvivenza. andare al ristorante oggi è quasi come andare, cioè bisognerebbe che fosse come andare a visitare un museo, capire, mangiare dei piatti e capire perché ci sono quei piatti, capire perché io ti sto dando i broccoli, la verza oggi, ma non mi piace il broccoli e la verza, io amo la melanzana. Vabbè, ma la melanzana adesso non c'è, cioè capire perché la melanzana adesso non c'è. Ma c'è al supermercato perché lei non ce l'ha, ma non vuol dire niente. Come il pesce, per esempio, che è una È come il grandissima pesce. stagionalità Anche che che, noi e che non abbiamo abbiamo perso. perso, non sappiamo più, non ci No, raccapezziamo non più di circa quando... no, perché Questa il è una pesce, cosa... noi abbiamo pesce che arriva da tutto il mondo. Sì. Infatti. Cioè, Anzi, vengono più adesso, da fuori che dal nostro Sì. mare. beh, ormai, cioè, noi, il nostro mare, Ecco, mi chiedo anche a lei, perché è un po' la cosa che si chiedono anche in molti, ed era un po' l'oggetto della discussione prima dell'inizio della trasmissione, per la ragione per cui i nostri telespettatori ci hanno visto accalorati. Perché in certe realtà, in certi paesi, questi prodotti sono i prodotti stagionali del territorio, cosiddetto chilometro zero, chiamiamoli come vogliamo, costano meno rispetto ai prodotti che vengono dall'estero, mentre da noi è il fenomeno contrario. Quando tu prendi un prodotto del territorio come se fosse oro colato, cioè l'olio extravergine d'oliva, dell'uliveto, della zona, è inaccessibile agli umani, mentre all'estero è tutto il contrario. Per cosa è successo? Che cosa riscontrate qui voi? bisogna, E questa è ripetuta da imprenditore, questa qui domanda. bisogna fare un discorso e tornare molto indietro con le cose. Cioè, qui da noi ad esempio abbiamo una grandissima realtà nella provincia di Padova, che sono i Colli Ugani, dove si produce un olio extravergine di oliva scusate, di altissima qualità. Ma costa come Con l'oro. poca resa, con poca resa. Però adesso io mi metto dalla parte del produttore. Io sono d'accordo con lei che costa tantissimo, però quando noi cominciamo a dover pagare Questo. un raccoglitore che viene a prendermi sulle olive, perché si fa una raccolta a mano, Sì, sì, sì. cioè non c'è una macchina che raccolga le olive, si raccoglie a mano, 8-10 euro all'ora, mi capisce che quell'olio extravergine d'oliva non potrà costare i 3-4 euro che costa un olio che arriva, se tutto ti va bene, arriva da paesi del Mediterraneo, se tutto ti va bene. Se ti va anche male, non si sa da che parte che arrivi. Quindi è un problema di sistema. È un problema di sistema, è un problema di E sistema, torniamo perché sempre poi lì. ritorniamo sempre al discorso costi di produzione e costi di vendita. Cioè, se io ho un alto costo di produzione, è chiaro che non potrò avere un basso costo di vendita, perché sennò altrimenti non ci sarebbe più nessuno che lavora. E questo è un problema comunque è un problema di tantissime piccole realtà. Assolutamente. No, no, è Una stato volta chiarissimo. prendevi un ragazzo a bottega, gli davi poco, quel minimo, però gli insegnavi anche un mestiere. Adesso quel ragazzo non lo puoi più prendere, oppure se lo prendi ti costa un tot di soldi di stipendio, contributi, le ferie, cioè ha un costo elevatissimo. È chiaro che io piccolo imprenditore o piccolo artigiano o piccolo agricoltore, se ho anche un costo del genere alle spalle, il mio olio purtroppo farò Assolutamente. anche degli sforzi per non esagerare, però costerà sempre comunque un tot di soldi che, per dire, vado al supermercato, trovo uno scaffale
infinito di olio 2, 3, 4, 5 euro. Ecco, un'altra cosa. No, sono un'altra realtà. Assolutamente, un'altra cosa sempre come imprenditore, poi torniamo al discorso di categoria, perché c'è un problema strutturale che vediamo, che ricade sempre, quando l'imbuto si stringe poi c'è quello. Giovani, ne parlavamo un po' prima durante la pubblicità, sì. È una professione che attrae quella del ristoratore, sì. È una volta considerata un'ancora di salvezza per chi ha perso il lavoro, lo sappiamo, tanti si cimentano e dopo qui saranno i consigli degli addetti ai lavori. Come vede questa situazione? E quindi l'approcciare dei giovani all'attività sia da una parte di chef ma anche di ristoratori e quello che comporta poi? Ma da parte di chef adesso complice un po' anche le molte trasmissioni televisive, sì. Ci sono tanti ragazzi che si sono portati, si sono avvicinati. Diciamo che c'è da sfatare una cosa, non è che tutti possono diventare dei master chef nel giro di 2 o 3 anni perché sono venuti, perché hanno fatto una scuola. Ci vogliono anni di esperienza, di continuo aggiornamento, di continuo studio. E dopo la televisione è spettacolo, la sappiamo, perciò c'è un dato di fatto però, che molti non sanno la fatica che c'è alle spalle. E quindi... Cioè, fare lo chef o fare il ristoratore non vuol dire ma vado a fare lo chef e vado in televisione, che bello, sono andato in televisione, vado a fare vestito tutto bello di bianco, prendo un sacco di soldi. C'è tutta una fatica alle spalle che non hai idea. C'è predisposizione a questo sacrificio, quindi lavorare quando gli altri invece si riposano, si divertono la sera, alle feste, eccetera, o c'è un problema? Su 10 persone penso che 3 possano farlo, 7 no. 7 iniziano. Io mi ricordo un vecchio discorso che mi ha fatto il preside dell'istituto alberghiero di Castelfranco, dove mio figlio studiava all'epoca, mi fa: guarda, Ghetto, sembra una cosa strana, noi l'80% di tutti gli studenti che vedi qui dentro, che sono 1200, farà completamente un altro lavoro. Sì. Ai noi. Andava anche bene perché di solito il 90% faceva altre cose, ma era una bella scuola quella. Sì. Ma quella è sempre stata una grande scuola. Presta è una grande persona. Lì bisognerebbe aprire anche un capitolo sulle scuole alberghiere, sì, vabbè, ma allora infatti... non finiamo più. No, ma era interessante questo aspetto anche per dare un monito un po' a coloro che ci seguono, che hanno magari dei figli o dei nipoti che si stanno cimentando in questo percorso, far capire che ci vuole anche una bella predisposizione d'animo e tenacia, perché non è tanto semplice come può sembrare, cioè il dietro le quinte è duro, senza dubbio è duro. Non per scoraggiare, per carità, perché ben vengano chi ha voglia e passione, però che si aspettino che non è che diventino assolutamente chiaro dei Carlo Cracco domani. Ecco, io qui ritorno al discorso di Confcommercio, anche del ruolo che viene ad avere, deve continuare ad avere per sorreggere questa imprenditoria, che non è un'imprenditoria che si tira indietro, noi che... diamo una lettura della situazione un po' preoccupata, che è un eufemismo, nel senso che siamo al 7° anno di guerra, la crisi economica. Infatti, questa è la terza guerra mondiale, vera. Siamo ritornati alle capacità di spese di 15-20 anni fa, quindi ci siamo impoveriti tutti, cittadini e imprese, perché stiamo parlando per tutti, non solo per i ristoratori o per i commercianti o per gli agricoltori o per gli industriali. E noi crediamo di avere un po' capito cosa sia successo. Cioè l'italiano ha una tassa occulta in più, che si chiama Tassa Italia, che è data dal costo della macchina pubblica in termini di burocrazia e di utenze. Il 2015 inizia con una raffica di aumenti molto preoccupanti. Per i quali voi cosa pensate di fare? Cioè, perché questo... Qui bisogna che cambi radicalmente la politica. Cioè la politica non sta ancora cambiando sistema. Le utilities sono in mano alla politica. Noi abbiamo uno Stato che è invasivo nell'economia. Non possiamo colpevolizzare i privati. L'altro giorno ho fatto degli acquisti di Natale. Sono voluto andare a comprare una radiosveglia che mi si era
l'avevo comprata 15 anni fa, avevo speso 100-120 mila lire. Una radiosveglia più efficiente di quella di 15 anni fa mi è costato come il biglietto di seconda classe che ho consumato oggi da Venezia a Padova, 17 euro. Allora, non è possibile che un prodotto che mi durerà 10 anni costa come un prodotto che uso in 25 minuti, solo che questo prodotto è fatto dal privato e quest'altro è fatto dal pubblico, perché Trenitalia è un ente pubblico. E allora c'è questo fardello che pesa. Qui un imprenditore si imbatte in una burocrazia che, per dire, uno spagnolo o un ungherese, visto che fuori trasmissione parlavamo di questi due paesi, non si sogna nemmeno, ma neanche un tedesco, neanche un austriaco. Assolutamente. Ecco, allora questa è una tassa occulta che va oltre all'IRPEF, alla Tasi, alla Tari, a tutta quell'ambaradan che abbiamo, da cui non riusciamo a scrollarci di dosso. Bisogna che si faccia pulizia. I tagli che il governo ha fatto con l'ultimo provvedimento approvato sono tagli Taglietti, micro. che scaricheranno sulle regioni. Per cui il cittadino e l'imprenditore italiano non avrà nessun beneficio fin tanto che non abbassano le tasse. E per abbassare le tasse non significa andare in bancarotta, significa risparmiare, utilizzare meglio le risorse, spendere meno, abbassare, come ha fatto l'industria, le tariffe dell'energia elettrica, dell'energia in generale, trovare soluzioni alternative. Si parla di centrali atomiche, le abbiamo attorno al nostro paese, noi non le facciamo. Ora non voglio addentrarmi in questo tema che non è mio, però indubbiamente troviamo nuove soluzioni, l'energia eolica, non lo so, ma non è possibile che gli altri paesi li abbiano trovati. E noi restiamo indietro, assolutamente. Poi magari andiamo a finire il semestre europeo a omaggiare l'Albania, quando il Presidente del Consiglio albanese di fronte al nostro Presidente del Consiglio dice: italiani, venite a fare impresa qua, che costa meno. Insomma, siamo al paradosso, è un paese di matti questo. Adesso avremo a maggio le elezioni regionali. Ora non è che voglio entrare in politica, però il male nostro è la politica e la burocrazia che la politica sta alimentando. Se questo se non diventa un cortocircuito, noi non riusciremmo a riprendere, perché cosa deve fare un ristoratore? E lo ha detto prima, abbiamo qui un testimone importante, cioè quando cerca di risparmiare sul costo del lavoro, di risparmiare purtroppo sulla materia prima, perché la nostra agricoltura, quella buona, è agricoltura da boutique, ma se il consumatore non è in grado di spendere e di alimentare questo sistema, evidentemente deve cercare magari di cambiare anche le ricette, facendo come altri paesi. Lui non lo fa, perché lo conosco, ma altri fanno delle ricette con le salsine, cioè il prodotto diventa un utility in sapore, in odoro, e ci devo mettere le salse per dargli un po' di sapore. Ma è questo quello che vogliamo? Se non cambiamo radicalmente, e a Renzi va dato atto che ha instillato nel cittadino italiano, nell'imprenditore italiano, la voglia di cambiare, questo l'ha fatto. Poi non è riuscito a cambiare, ma l'ha fatto. Ecco, se non cambiamo, se non ci mettiamo in testa tutti di cambiare, ma soprattutto chi ha responsabilità politiche, questo paese andrà veramente alla deriva. Forse peggio della Grecia. Spero di no, perché sono per natura ottimista. Assolutamente. Andiamo in pubblicità, che poi affrontiamo anche un altro capitolo insieme, perché siamo in periodo di saldi, quindi vediamo se questi possono risollevare o stanno risollevando quelle che sono le casse degli operatori del settore. Tra poco.